Amici, ci troviamo a Villa Puzzu per visitare la tomba ipogeica Domus de Janas Soru. Eccole qua ragazzi, guardate che splendore, scavate nel granito ragazzi, favolose. Molto probabilmente ci sono stati dei crolli che hanno liberato parte della copertura di queste Domus de Janas. Possiamo vedere qua la cella dove probabilmente veniva deposto l'inumato. Qui vediamo un po'. Allora, questo è il portello d'ingresso, lo capiamo perché è ben rifinito anche da una cornice. Quindi si entrava da qua all'interno e qui sicuramente è stata aperta successivamente per via di un qualche crollo. Molto belle ragazzi, sono scavate, ripeto, nel durissimo granito. Qualcuno ha acceso un fuoco, ma normale, purtroppo. Come mai? Non ci sono più le persone. No, le persone non ci sono più, Fabio. Perché sono morte. Sì, da mo' che sono morte. Guardate su che macigno, sperone di roccia granitica è stata costruita, favolosa. Dal comune di Villa Puzzu, dalla Domus de Janas Soru, è tutto. Asibili. Da Custodia della Memoria, Asibili. Asibiri. Cosa legge la tua mamma?